Bene, allora ci siamo, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue ovviamente sui canali social del Cecchi Ciak Coarsa Serramana, ovviamente anche di Directa Sport. Scaldiamo subito i motori come? Rivivendo quei momenti che ci hanno regalato emozioni. Era il 29 gennaio, era la quarta vittoria consecutiva, se vogliamo era un po' lo sliding doors di quella stagione che ha cambiato le sorti del ricordo, l'unica realtà di Serramanna che prende parte ai campionati nazionali. Erano i tempi di questi eventi. Quella di oggi non è una partita come tutte le altre, perché i derby non sono mai partite normali. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palamonte Acuto di Cagliari, dove fra pochi istanti andrà in scena la 15ª giornata del campionato di Serie B Girone A. Sardinia Futsal da una parte, Cecchi Ciak Serramanna dall'altra. Prova dar da solo Fratini, sbaglia tutto, il contropiede con Paladino mette il pallone sotto e c'è il vantaggio del Cecchi Ciak con Paladino. Rifiata anche Serginho per il Cagliari, va Fratini, arco per Azzeni, prova a rimettere il pallone in mezzo e c'è una magia, il cross di Azzeni, colpo di testa di Fratini ed è 1-1 Cagliari. Lo scambio per Marini, palla deviata, ci arriva comunque Setti, Ugo gliela porta via per un attimo, lo scarico ancora per Paladino che la mette sotto l'incrocio e fa 2-1 Cecchi Ciak. Fratini fermato da Serra, può ripartire, ancora Fratini su di lui, va Serra con il tiro, il colpo di tacco di Marvik, solo in mezzo all'area di rigore. Il colpo di tacco vincente e adesso Fratini va a cadere giù il portiere ed è subito sotto il Cagliari con Fratini a fare 3-2. Sempre Sardinia Futsal, cercare gli spiragli giusti in avanti, mette Urtaro, un diagonale perfetto che finisce in rete, il 3-3 del Cecchi Ciak, palla in mezzo, led ancora, poi c'è Paladino, il tiro e Setti solo in mezzo all'area di rigore, anticipa tutti e fa 4-3 per Cecchi Ciak. Fratini, ancora Fratini, si libera ancora Fratini, palla in mezzo, Hurtado è solo e la piazza, ma Fratini ha fatto una magia per liberare Hurtado. Fratini attaccato da Paladino, va ancora Fratini, prova col sinistro e poi c'è l'errore di Spiga che regala a Fratini la gioia della tripletta e del 5-4. E allora Spiga a far ripartire i suoi, contropiede con il pallone messo fuori e poi Setti a mettere in rete il pareggio del Cecchi Ciak. Ultima azione per il Cagliari, se la gioca col portiere di movimento, però Cogotti sbaglia tutto, poi Setti la mette dall'altra parte e trova la rete allo scadere del 6-5. E allora quando ci sono i festeggiamenti del Serramanna che si porta a casa questo derby con il 6-5 sul fischio della sirena da Matteo Piga con la parte tecnica di Alberto Tosini, è tutto dal Palamonte Acuto per Directa Sport, un saluto e state con noi per il grande sport. E allora questo era il 6-5, la vittoria in casa del Sardinia Futsal. Saluto e ringrazio anche Roberto Carta. Che cosa ricordiamo di quella gara? La zona Cecchi Ciak, visto che non soltanto in quella partita ma in tante altre, soprattutto in casa, il Cecchi Ciak si è portato a casa diversi punti proprio negli ultimi secondi. Roberto è una delle voci ovviamente del futsal, le avete conosciute in questo anno. Grazie Roberto, io chiamerei intanto il numero 1 della società, Vinicio Puzzolo, presidente del Cecchi Ciak Coarsa Serramanna. Te lo lascio subito sotto torchio per capire, insomma, quando avete capito che la stagione passata, perché è giusto fare un piccolo passo indietro, no? Perché poi tanto di questa stagione che sta arrivando verrà costruito su quanto è stato la stagione scorsa.
Sì, la stagione scorsa non era iniziata benissimo, poi qualche acquisto mirato per rinforzare la rosa, alla fine è arrivata la svolta, 6 vittorie consecutive, abbiamo appena visto la quarta, dove è stata il vero cambiamento che ha permesso poi al Jackie Chuck di conquistare questa salvezza? Ma il vero cambiamento è arrivato quando numericamente ci siamo messi a posto, quando eravamo pochi e quindi sono arrivati poi dei ragazzi ad aiutarci e da quel momento in poi la squadra ha avuto un periodo dove doveva sistemarsi un pochino e quindi poi alla fine una volta che ha raggiunto l'amalgama è riuscita a ottenere risultati con le 6 vittorie consecutive. Terzo campionato di Serie B consecutivo, una realtà sempre più importante questa del Jackie Chuck. Beh, per noi è motivo di grande orgoglio perché tenere una squadra a livello nazionale così in una categoria importante ci motiva sempre di più, la passione cresce, però siamo legati anche ad altre situazioni che ci servono per poter magari alzare un pochino l'asticella. Adesso una piccola curiosità che magari non tutti sanno, il nome Jackie Chuck. È una domanda che mi fanno in tanti, soprattutto quando andiamo a giocare al nord Italia, tutti me lo chiedono. Il nome Jackie Chuck arriva perché l'associazione era nata nel 2002 e si occupava in quel periodo di organizzare gli eventi all'aperto come il cinema, no? Poi nel 2005 il gruppo di allora creò una squadra di calcio a 5 e mantenne il nome che ci portiamo avanti fino ad oggi, anche se Michele Scalas non è molto d'accordo. Allora, guarda, secondo me avete fatto bene perché, scusate, c'è un'interferenza con quel microfono che andiamo a spegnere subito. Avete fatto bene perché se fosse chiamato Seramanna Futsal forse avrebbe avuto meno successo. Invece a livello nazionale questo nome cresce e si fa conoscere sempre di più anche perché si chiama in questo modo. Io personalmente quando poi devo andare ogni volta a digitare sugli highlights Jackie Chuck un po' fatico perché ci vuole la concentrazione giusta. Mi sposto qui, dicevo, stagione prossima è una stagione, se vogliamo, un po' quella della ripartenza. Già lo era stata la precedente, ma questa è quella veramente della ripartenza. Sì, speriamo appunto di arrivare all'obiettivo della salvezza senza magari il percorso che abbiamo fatto quest'anno, quindi di arrivarci prima e poi magari toglierci anche qualche soddisfazione. Quest'anno con la riforma della divisione ci sarà la possibilità di salire di categoria arrivando anche terzi, quindi perché no, magari se la squadra raggiunge l'obiettivo della salvezza e magari ci troviamo lì, noi ci proviamo. E vediamo come andrà a finire. Grazie intanto a Vinicio Pizzolo, poi ovviamente ti richiameremo più tardi per fare un po' il punto. Allora, saluto e ringrazio, chiedo ovviamente di venire qua, il primo cittadino di Serramanna, Gabriele Littera, grazie. Intanto... Allora, insomma, l'unica realtà che prende parte ai campionati nazionali, la Serie B di Futsal. Sì, è una realtà molto importante da tempo, è importante per i risultati che ha raggiunto, è importante perché è riuscita in anni difficili a crescere, quando per tutti era già difficile mantenersi stabili, il Jackie Chuck è riuscito a fare di più e meglio, ma soprattutto ci tengo a sottolineare il fatto che dietro una prima squadra che gioca un campionato a livelli importanti c'è un'organizzazione molto seria e ci sono delle giovanili altrettanto serie. Non è banale, a volte anche con un po' di risorse economiche si riescono a fare buoni campionati per le prime squadre, ma è evidente a tutti che dietro questa prima squadra, dietro questa dirigenza, c'è un progetto che vuole educare i ragazzi, vuole fargli conoscere questa disciplina, che va oltre lo stretto necessario. L'associazione è un partner importante del comune, organizza altre manifestazioni che vanno appunto al di là del calcio a 5, è una realtà di cui andare orgogliosi.
Non basta la passione, in effetti la società si sta strutturando un po' in tutti i ruoli, direttore generale, direttore sportivo, responsabile della comunicazione, ovviamente lo staff tecnico. Capitolo struttura, sono praticamente in un palazzetto, quello di Via Nuraminis, che fa fatica ad accogliere i numeri nel pre-pandemia sicuramente, non sarà il momento storico per studiare insomma, una location ancora più apprezzata per questa realtà. Ma sicuramente il momento è quello, anzi è già per quanto ci riguarda da diversi mesi che ci sediamo e facciamo, come dico a volte, facciamo girare i cricetti, no? Facciamo in modo di cercare delle soluzioni che possano consentire a loro, ma in generale alla comunità, di potersi godere degli spettacoli che siano di sport o di altro tipo in strutture che siano anche più ampie. Bisogna fare i conti con tanti aspetti, con aspetti di burocrazia, di finanziamenti, di normative. Non ci spaventano, però non è una passeggiata. Con la dirigenza, come dire, siamo abbastanza allineati, la volontà c'è. Speriamo di arrivare prima possibile a vedere iniziare un percorso che possa dare anche a loro come dire, una visibilità nel medio e lungo termine per poter programmare anche gli anni futuri con più tranquillità, con più serenità e magari, come si diceva, puntare anche a crescere ancora. Si dice, ormai è l'argomento del momento, lo sport grandissimo veicolo di promozione del territorio, certamente se non ci fosse una realtà così, mettere la croce su Serramanna, la croce in senso positivo, la crocetta verde su Serramanna sarebbe certamente più difficile. No, non ci piove che in questo caso specifico il Čekićak sia un veicolo di promozione del territorio, anche di sviluppo, perché appunto così come hanno loro il piacere di girare per tante città, per tante strutture, per tanti territori, qui hanno portato altrettante squadre che si fermano, che si godono il terzo tempo, che conoscono un territorio che altrimenti, direi quasi per certo, non avrebbero avuto occasione. Siamo un po' fuori come dire, dal turismo mainstream, dalle località note, per cui ci devi voler venire qua, e avere una squadra che ti costringe, no, a venire è sicuramente un vantaggio per noi. Assolutamente sì, grazie ovviamente a Gabriele Littera, sindaco di Serramanna. Tra l'altro mi sento di dire che gran parte delle eccellenze enogastronomiche dell'isola comunque hanno dimora qui e nascono proprio qui. Parlavamo di struttura societaria, intanto Roberto poi ti convolgo tra un attimo. Quando parliamo di calcio giocato ci togliamo il problema del secondo microfono. Walter Mancosu, direttore generale del Čekićak Coarsa Serramanna, che chiamo perché parliamo anche un po' di marketing e di comunicazione, insomma, noi ci sentiamo un po' vostri collaboratori, abbiamo fatto praticamente il cammino insieme, siamo giovani anche noi, avete scelto in piena pandemia anche un po' per gioco forza, insomma, per forza maggiore di produrre social, ma già lo facevate in precedenza e poi l'avete ancora incrementato, perché tra l'altro non a caso anche questa è una nuova location, un nuovo sponsor che abbraccia il progetto Čekićak Coarsa Serramanna. Sì. Innanzitutto buonasera, grazie a tutti, grazie all'amministrazione che è qui presente. Sì, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di valorizzare il territorio, di valorizzare la squadra e la società e come ha detto il Presidente, pian piano cercando di aumentare il livello della categoria in cui giochiamo adesso. Questo chiaramente è un dispendio di energie non da poco, sia come fisicità nostra di società, ma soprattutto anche economicamente. E qui vorrei soffermare per ringraziare tutti gli sponsor nostri, chiaramente anche l'amministrazione, ma tutti gli sponsor nostri che ci danno in questi ultimi 3-4 anni la possibilità ci ha dato la possibilità di andare dal C1 a B e di rimanere per 3 anni in Serie B,
che non è poco per, come hai detto tu, una situazione, cioè un paese di quasi 9.000 abitanti. A 35 km da Cagliari, quindi con tutte le situazioni, tutte le problematiche che potrebbero creare. Però noi siamo fieri di questo, siamo orgogliosi del nostro territorio e di portare avanti questa società con l'aiuto chiaramente dell'amministrazione e di tutti gli sponsor che ci permettono di andare avanti e poi di pensare con una programmazione anche a lungo termine. Voi siete orgogliosi, noi siamo stupiti dai numeri degli sponsor, perché il Cheeky Chuck nella costruzione delle grafiche di ogni anno è una delle realtà che ci somministra, passate il termine, il maggior numero di brand. Significa che avete veramente coinvolto una comunità offrendo agli sponsor che cosa? Ma offrendo innanzitutto la serietà della società e quindi il bigliettino da visita che magari economicamente non c'è un riporto diretto allo sponsor, però è anche vero che lo sponsor si immedesima nella società pulita, leale, costruttiva, e questo è quello che ha sposato il Cheeky Chuck con tutti gli sponsor che siamo riusciti e che riusciamo a portare dentro. Non ultimo, come hai detto tu, questa bellissima location, Lagoon, che poi chiedo anche a una delle due proprietarie di intervenire perché per noi è importante, è un lustro e ci dà veramente uno stimolo in più ancora per migliorarci in tutti i vari settori, come hai detto tu, perché noi abbiamo negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto la fortuna di creare una dirigenza piramidale che è una struttura che è importante, perché prima nasceva da amici e quindi, tra virgolette, prendimi il termine, familiare, e poi invece giustamente è diventata una società strutturata, quindi seria, non che non lo fosse prima, però strutturalmente veramente valida. Fare sport e fare impresa con i saldi valori molari. Grazie allora Walter Mancosu. Sì? La proprietaria. La chiamiamo? Sì, Non so se ci sente. sì, sì. Maura Cossu? Grazie, gentile. Allora proviamo. Maura Cossu, titolare del Lagoon Pool Club. Siamo ospiti oggi, mi sembra che stia proprio arrivando. Vediamo se è così. Fatemi un cenno, ma mi pare proprio di sì, così strappiamo due considerazioni. Insomma, intanto i complimenti per una location splendida, siamo arrivati. Buonasera Maura, intanto piacere. Allora, anche voi tra i partner del Seramanna, del Cheeky Chuck Corsa Seramanna, perché? Perché sposiamo questa realtà che è quella del Cheeky Chuck, siamo una realtà nuova anche noi, abbiamo ospitato vari eventi importanti e questo ci sembrava doveroso. Avete offerto tra l'altro una gran bella serata che rimarrà negli annali, che trasmetteremo, che rimarrà social sui canali del club. Il rapporto col futsal, col calcio a 5 qual è? Difficile? Difficile, uno sport spettacolare, insomma poi Seramanna si caratterizza per ovviamente tante altre realtà. Quanto siamo distanti dal paese e che cosa offre questo spazio? Allora, noi siamo a qualche chilometro dal paese, veramente vicinissimo. Offriamo, oltre a questa location che vedete, abbiamo la ristorazione, abbiamo piscina, il parco, ci prestiamo veramente a tante possibilità. Quindi felice di avervi qua e vi aspettiamo. Grazie, grazie. Intanto io noto che ci sono anche bagnanti all'interno della piscina quando sono le 21:41. Roberto Zuddas, responsabile della comunicazione, che ringraziamo tra l'altro per la collaborazione nella costruzione delle grafiche di questa bella serata di sport. Abbiamo parlato col direttore generale Walter Mancosu di quella che è la struttura societaria. Con Roberto parliamo anche della produzione social, insomma, delle grafiche e della grande attenzione a tutto il mondo. Facebook, ovviamente, Instagram e poi c'è qualcos'altro, mi sembra. Abbiamo allora Facebook, Instagram e poi anche nuovissimo TikTok. TikTok, il Cheeky Chuck Seramanna è su TikTok. Abbiamo da 1 o 2 anni a questa parte migliorato molto il discorso sulla comunicazione, perché crediamo che sia molto importante
di questi tempi, sempre di più promuovere quello che si fa ed è sempre più importante il modo. Quindi piano piano abbiamo affidato questo diciamo, reparto a un gruppo di ragazzi giovani, abbiamo un grafico e poi altri 3 ragazzi che si occupano, compreso me, di diciamo, pubblicare i post e poi i rapporti con i vari, anche con voi ad esempio, e crediamo che questo sia molto importante. Piano piano arriveranno nuovi contenuti, abbiamo quest'anno lanciato le grafiche per i giocatori e poi tante novità. C'è l'idea, se non sbaglio, anche di scavare un po' sul mondo Cecchi Ciak, andando a vedere cosa succede anche nel settore giovanile, parlando anche della filosofia di insegnamento con i più piccoli. Mi sembra di aver capito questo. Assolutamente, continueremo anche lì a lavorare, io mi occupo anche di quello. Piano piano stiamo crescendo, l'obiettivo è di portare sempre più ragazzi e bambini a provare questo sport. Abbiamo dei numeri in crescita, ma per la prossima stagione ci aspettiamo ancora una crescita ulteriore con i ragazzi under 19 che hanno fatto i playoff quest'anno nazionale, il primo anno di campionato, poi con la categoria allievi che riusciremo a fare quest'anno e con tutte le altre categorie a scendere. Grazie allora anche a Roberto Zuddas. Do una mano io anche un po' nell'espolverare quelli che sono i numeri della passata stagione del Cecchi Ciak, le nostre produzioni social che di fatto sono andate insieme anche sui canali social del Cecchi Ciak, lo sapete, ma lo dico per gli sponsor, abbiamo prodotto in cross posting, significa che abbiamo associato le 2 pagine in modo che le dirette risultassero in qualche modo native da una parte e dall'altra, sommando le visualizzazioni e ottenendo il massimo della portata. La portata delle produzioni del Cecchi Ciak ha sfiorato le 10.000 persone raggiunte ogni gara, significa che 10.000 persone sono inciampate su quei post e sono state viste da una media dai 3 ai 4.000 persone. 4.000 persone che hanno cliccato e hanno visto gli highlights o le gare. Non è poco, considerando che comunque stiamo parlando di una categoria dilettantistica. Tutta la squadra è di dilettanti, ma il dilettantismo non deve passare come messaggio, come scarso impegno, anzi l'impegno è tantissimo. Andiamo a conoscere i direttori sportivi del Cecchi Ciak Coarsa Serramanna per capire quella che sarà la squadra dell'anno prossimo. Massimo Marongiu e Giuseppe Beppe Puzzolu. Eccoli qua. Mi metto al centro. Anzi no, state qua. Allora, inizio da Beppe Puzzolo che rappresenta la storia, fondatore del Cecchi Ciak Coarsa Serramanna, da lontano. 2005. È nato tutto per gioco con un gruppo di amici facendo un torneo a Serrenti, poi ci siamo ritrovati, come spesso capita, a bere una birra e lì è venuta l'idea di creare una squadra per fare un campionato dilettantistico così. E quindi ci siamo iscritti al campionato di Serie D e da lì è partito tutto. Come nasce e quando nasce una squadra? La nostra è già partita da 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a costruire la squadra per il primo anno del nazionale. L'anno scorso abbiamo cercato di sistemare tutto ripartendo da zero e quest'anno cerchiamo di confermare la rosa dell'anno scorso, anche con la perdita di 2 argentini e di un sardo, Nicola Serra, però abbiamo, con i nuovi acquisti, penso di aver fatto un buon lavoro, di aver accontentato anche il mister con le sue richieste. E poi lo sentiremo il mister, Gianmarco Serra, per capire un po' che cosa pensa della squadra e ovviamente conosceremo anche tutti i giocatori. C'è la riforma del futsal, non più 4 stranieri, 2 stranieri tra i non formati, o meglio, sì, 2 stranieri, 3 non formati. Spieghiamo anche cosa significa 3 non formati. Sono gli atleti che non hanno portato a termine un percorso di formazione italiani pur essendo stranieri, quindi in qualche modo non sono un'espressione del prodotto del futsal italiano, perché ovviamente non c'è nessun tipo di discriminazione. Uno può essere uno straniero ma se ha giocato per almeno 3 anni, se non sbaglio, a livello giovanile, poi diventa a tutti gli effetti un atleta formato. Cambia un po' il campionato, gioco forza, avete dovuto pescare il meglio del futsal sardo. Ma sinceramente sì, abbiamo fatto un grosso lavoro durante questi 2 mesi, da quando è finito il campionato, insieme a Massimo, la collaborazione del mister e anche l'aiuto di Walter. Siamo andati, come hai detto tu, a cercare i giocatori più importanti che riguardano il futsal isolano. Sono arrivati dei giocatori importanti che sicuramente
con l'aiuto dei vecchi, che è fondamentale aver riconfermato il 90% della squadra, avranno sicuramente la possibilità di dare tutto il loro apporto e la loro capacità che sicuramente farà crescere la nostra squadra. Perché la conferma di Gianmarco Serra? È bastata la cavalcata con lo sliding doors dell'anno passato. Le sono bastate le 6 vittorie di seguito per riportarci lì su, e perciò abbiamo deciso di continuare. Speriamo che parta dall'inizio così, con le 6 vittorie. Che tecnico è Gianmarco? Beh, una persona squisita, ha un difetto, non beve birra. E questo soprattutto nel dopogara non è buono. Grazie allora anche a Giuseppe Puzzolu e Massimo Marongiu. Il tecnico è Gianmarco Serra, ne conosce vizi, virtù e tanti aspetti il nostro Roberto Carta che l'ha raccontato. Vieni Gianmarco, intanto ti passo il timone della serata e capiamo insomma che idea si è fatto della squadra che va tra le mani tra non più di un mese, il 29 agosto è prevista il raduno. Iniziamo proprio dalla preparazione. 29 agosto, un mese, siete pronti? Sì, dai, diciamo di sì, ci godiamo ancora questo mese per ricaricare un po' le pile, anche perché abbiamo dovuto faticare un po' i 2 mesi precedenti per lavorare, come hanno detto i ragazzi, sulla formazione della nuova squadra, e poi dal 29 partiremo per prepararci a questa stagione che si sta avvicinando. Sei soddisfatto della rosa, del lavoro dei direttori sportivi? Sì, certo, non posso rispondere diversamente, no? Hanno cercato di accontentarmi in ogni modo. Sono contento di chi è rimasto, mi dispiace, abbiamo dovuto fare delle rinunce per forza di cose, ma sono molto contento anche di chi è arrivato a sostituire i ragazzi che sono partiti. Questa riforma del campionato che permette alle prime 3 di salire direttamente in A2 e poi dalla quarta alla settima di fare i playoff mette un po' di appetito. Sì, sarà una stagione complicata anche da questo punto di vista, nel senso che poi se dovesse capitare che ci fosse una classifica molto corta come l'anno scorso ti trovi a 2 punti di distanza dai playoff, altrimenti insomma 6 e mezzo. È una stagione sicuramente particolare, bisognerà cercare di partire col piede giusto da subito e di non perdere occasioni importanti quando dovessero presentarsi. Difficile parlare di obiettivi senza conoscere il girone, senza conoscere gli avversari. Un obiettivo però importante è sicuramente quello delle giovanili, anche quest'anno seguirà l'Under 19, l'anno scorso l'abbiamo ricordato prima, partecipazione ai playoff, quest'anno proverete a ripetervi, ma soprattutto obiettivo principale per un settore giovanile è quello di portare quanto più possibile giocatori in prima squadra e poi vedremo anche chi ci sarà nella presentazione dei giocatori. Allora sì, per quanto riguarda la prima hai detto giustamente tu, noi sappiamo il nostro valore ma dobbiamo interfacciarci con quello degli avversari, quindi finché non abbiamo idea del girone, delle formazioni che andremo a incontrare è difficile avere un'idea, diciamo. Di sicuro vogliamo far meglio dell'anno scorso. E questo è il primo obiettivo che ci mettiamo. Per quanto riguarda i giovanili, l'anno scorso l'Under 19 è stata senz'altro una delle cose più divertenti e meglio riuscite della stagione. Abbiamo fatto un bel campionato, i ragazzi sono riusciti a raggiungere i playoff al primo anno di partecipazione, quindi è stata una grande soddisfazione, hanno fatto delle presenze in prima squadra, l'obiettivo è che riescano a ritagliarsi piano piano un po' più spazio e che riusciamo a portare sempre più ragazzi a fare calcio a 5. Quindi salutiamo mister Gianmarco Serra, a questo punto andiamo con la presentazione dei giocatori, chiedo la conferma, iniziamo dai portieri. Quindi il primo giocatore confermato dalla scorsa stagione, Eros Puzzulu, portiere classe 84. Seconda stagione per lui al Čekićak, protagonista l'anno scorso anche con assist con le mani. Importanti oltre che le parate, la scelta di restare qui a Serramanna, di restare con Gianmarco Serra che ti conosce benissimo. Allora, sicuramente la scelta è stata dettata anche dal fatto che poi la società è sicuramente una società ben organizzata, una società seria, è capace e soprattutto sono rimasti praticamente quasi tutti dall'anno scorso, quindi mi faceva piacere sicuramente continuare il percorso di crescita sia con la squadra
sia col mio cucciolino che dopo chiameremo per di farlo crescere ancora e farlo diventare effettivamente quello che sicuramente sarà fra qualche anno, insomma. Sì, esatto, perché il tuo secondo portiere è Luca Spiga, che a questo punto chiamiamo. Anche lui confermato, terzo anno per Luca Spiga al Čekićak, classe 2000. Hai avuto modo comunque di trovare spazio, di crescere sotto l'ala di Eros. Sì, diciamo che mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato nel mio percorso di crescita. Mi ha insegnato tanto, mi insegnerà tanto quest'anno. Per quanto riguarda la riconferma non c'era alcun dubbio, sono stato benissimo dal primo anno. Non è stato facile perché ho fatto il doppio salto dalla C2, però niente, ora mi sento di categoria. Vediamo se mi insegna ancora qualcosa. E proverei a rubargli il posto. Minimo. Io ringrazio allora i due portieri, procediamo con il capitano Daniele Marini, conferma anche per lui ovviamente per il Čekićak. Quinto anno per lui con la maglia del Čekićak Quarza Serramanna, una seconda pelle. Eh sì, ormai sono 6 anni. Mi ricordo, primo anno era uno degli obiettivi della società poter giocare un campionato nazionale e dico che ormai 6 anni dopo siamo una realtà ormai dei campionati nazionali. È un orgoglio. Un orgoglio anche indossare la fascia da capitano? Assolutamente, un orgoglio e una grande responsabilità, ma tutto più facile con una società così, con dei compagni così. Siamo un gruppo splendido. Abbiamo iniziato un percorso dall'anno scorso nuovo, diciamo, e credo che sia destinato a continuare a lungo. Io ringrazio allora il capitano Daniele Marini e procediamo con uno dei nuovi volti di questo Čekićak, vale a dire Nicola Barresi, uno dei rinforzi, centrale difensivo oristanese, reduce dalla stagione con la maglia della Jasnagorje in Serie B. Ciao Nicola, presentati ai tuoi nuovi tifosi e alla tua nuova società. Ciao a tutti, buonasera, sono contento di essere qui con voi e faremo parlare il campo, insomma. Obiettivi personali, seconda stagione di Serie B dopo gli anni in C con l'Ateneo Oristano, con l'Oristanese. Cosa ti poni adesso? L'obiettivo è di migliorarmi, di fare un buon campionato, vedremo cosa ne uscirà, insomma. Grazie Nicola, procediamo con un altro nuovo acquisto, anche lui da Oristano, con l'Oristanese ha segnato 32 gol nello scorso campionato di C1, parliamo di Gianmarco Fiori, il nuovo pivot di Gianmarco Serra. Confronterei con il campionato di Serie B dopo gli anni nel campionato regionale, questa nuova sfida, questa nuova avventura con la maglia del Čekićak. Allora, è senza dubbio una nuovissima esperienza per me e sono contento di aver sposato questo progetto che va avanti da anni. È iniziato con un nuovo allenatore l'anno scorso. Niente, cercherò di chiaramente imparare tantissimo dai giocatori che già ci sono e di migliorarmi e provare a dare una mano chiaramente. Grazie mille. Procediamo con un'altra conferma, Marco Serra, che per lui seconda stagione in maglia Čekićak, classe 86, uno dei giocatori che dovrà dare tanta esperienza oltre alle sue qualità in campo. Eh sì, non vedo l'ora di iniziare, manca un mese, quindi niente, cosa dire. Siamo un gruppo fantastico, con alcuni abbiamo già condiviso in un'altra società, è una vera famiglia, quindi non vedo l'ora. Grazie Marco. Arriva dalla C2, da San Sperate, segnato 26 gol nella passata stagione, parliamo di Manuel Serra. Classe 99, quindi uno dei giovani che avrà modo di crescere, di migliorare.
Bel salto dalla C2 alla B. Sì, un bel salto. Sarà bello imparare comunque dai ragazzi esperti che giocano qua in questa squadra e anche da noi che arrivi, che sono sicuramente più esperti di me. Non vedo l'ora di iniziare. Che campionato ti aspetti? Speriamo di imparare il prima possibile e comunque di poter ritagliarmi i miei piccoli spazi per il momento in questo campionato. Grazie. Arrivato l'anno scorso dall'Argentina, Agustín Quel, confermato dopo l'ottimo campionato della scorsa stagione. Prima domanda che ti faccio è: cosa spinge un argentino a venire a Serramanna, a restare a Serramanna? Niente, non lo so. Per quanto tu mi hai detto, niente, fare amicizia prima, conoscere tutto, la Sardegna, niente, solo quello. Sei contento di restare? Che campionato ti aspetti per la prossima stagione? Sì, sono molto contento di restare qua e continuare a fare un bel campionato. Aspettiamo che questo anno sia meglio, di vincere più partite e di giocare a un buon livello. Niente, aspettiamo la buona fortuna e prepararci per migliorare, no? Grazie. Assente di giornata, ma abbiamo comunque un contributo video da Paolo Vaccargiu. Ciao ragazzi, un saluto da Paolo Vaccargiu. Anche l'anno prossimo farò parte di questa grandissima società. Forza CCC! Un applauso anche per Paolo Vaccargiu, assente e giustificato per quanto riguarda la presentazione di oggi. C'è invece Nicolas Pilloni che torna dopo 2 anni a vestire la maglia del Čekićak, quella che ormai è la sua casa dal 2013. Bentornato a casa. Ciao a tutti. Sono molto felice di essere tornato. Čekićak è casa mia ormai da sempre. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister. Dove hai lasciato questa squadra? Dove la ritrovi adesso? Allora, siamo saliti... no, abbiamo vinto la C1, purtroppo non ho potuto fare i 2 campionati di B, finalmente potrò partecipare a questo campionato, non vedo l'ora. Grazie mille. Un altro argentino, classe 2001, Facundo Setti, capocannoniere della squadra la scorsa stagione con 23 gol, classe 2001. È ancora tanto da dimostrare, tanto da migliorare, però le basi della scorsa stagione sono più che buone. Lo importante è lo che ha fatto la squadra, che abbiamo raggiunto la salvezza, quello è lo più importante, e anche il gruppo che abbiamo fatto. Come ti sei trovato ad arrivare dall'Argentina qui a Serramanna? Questa è una famiglia, quindi ha fatto fare tutto più facile per noi. La verità è che per quello anche ho deciso di restare. Grazie mille. Tu preferisci il mare o la montagna? Bella domanda. Io preferisco la montagna con... Parlavamo prima con Gianmarco Serra dell'importanza dell'Under 19 di portare i ragazzi dall'Under 19 alla prima squadra. Abbiamo oggi Riccardo Figus e Gianmauro Medda, protagonisti non solo nella cavalcata Under fino ai playoff, ma anche in prima squadra. Cosa significa per voi giovanissimi avere l'opportunità non solo di giocare con l'Under 19, ma anche di potersi confrontare e giocare in Serie B con la prima squadra? È molto importante perché abbiamo l'opportunità di migliorare, di imparare cose nuove e loro ci aiutano di giorno in giorno a migliorare noi stessi. Va bene, vi ringrazio. Abbiamo presentato 2 quindi dei giovani ragazzi che Gianmarco Serra allenerà non soltanto in Under 19 ma anche nella prima squadra. Matteo Arrais credo che in Under 19 non possa giocare, o meglio potrà giocare perché l'anno prossimo c'è la regola del fuori quota senza limite d'età. Chissà se lo vedremo anche in azione
la domenica mattina. Dipenderà dal mister se sentirà la fiducia anche in Under 19 per me. Adesso io ti svelo un segreto che mi aveva detto Gianmarco Serra in privato. Il motivo per cui ti ha voluto, non so se te l'ha mai svelato, il vero motivo per cui ti ha voluto al Cecchi Ciak. No, non abbiamo mai avuto modo di parlare. Mi ha detto che lo stavi superando nella classifica capocannonieri della Mediterranea, quindi ti ha voluto portare con sé a Serramanna. Allora ha fatto bene, effettivamente ha fatto bene. Scherzi a parte, confermato, seconda stagione consecutiva qui a Serramanna. Cosa ti aspetti per la prossima stagione? Mi aspetto, come hanno detto altri miei compagni, una crescita rispetto all'anno scorso. Sarà difficile perché quest'anno sarà un anno zero per tutti, la riforma purtroppo o per fortuna cambierà le cose. L'ha detto il mister, non conosciamo il girone, non conosciamo il roster delle altre squadre, sarà un'incognita sabato dopo sabato e dovremo farci trovare preparati per affrontare al meglio questa stagione. Grazie. Un altro dei rinforzi del Cecchi Ciak, parlavamo del meglio del calcio sardo, del calcio regionale. Fiori ha segnato 32 gol, li ha segnati anche Giacomo Currelli con la maglia dell'Ussana, con cui ha sfiorato la promozione in Serie B. Quindi la promozione con l'Ussana le sfiorate in Serie B, adesso la ritrovi con il Cecchi Ciak, il campionato nazionale. Sì, nuova esperienza, contentissimo di poterla fare con loro, tanta roba. Cosa ti ha spinto ad accettare l'offerta del Cecchi Ciak? No, vabbè, la passione prima di tutto e poi perché troppo buoni, troppo bravi, anche visti da fuori, sempre apprezzati. Grazie. Un altro dei confermati, Alessandro Gai, pivot classe 94, esperienza, presenza. Sei il giocatore della rosa attuale che ha giocato più stagioni con la maglia del Cecchi Ciak, senti un po' di responsabilità. Neanche tanto. È un onore per il Cecchi Ciak per me, è diversa la cosa. No, però sono fiero e contento di continuare col progetto del Cecchi Ciak, sperando che continuiamo a giocare nei campionati nazionali dove meritiamo di partecipare. E niente. Grazie anche ad Alessandro. Abbiamo l'ultimo da presentare, che è uno degli altri nuovi acquisti, un pivot importante che arriva purtroppo da una stagione sfortunata e purtroppo non è neanche presente qui, ma anche in questo caso abbiamo il contributo video. Paolo Bigi. Ciao ragazzi, mi dispiace non essere venuto, eravamo tutto il giorno a fare la fila per il biglietto, non vedo l'ora di iniziare. In bocca al lupo a tutti per la presentazione, mi raccomando, ci vediamo presto. Ce l'abbiamo fatta, insomma, anche con qualche piccolo problema ovviamente sull'audio e ce ne scusiamo. Chiudiamo col presidente. Vinicio, torna qua. Noi insomma il roster l'abbiamo presentato tutto, stagione che prende il via il 29 agosto con il raduno ovviamente qui a Serramanna. Tra l'altro so che tanti giocatori stranieri rimangono comunque qui dopo i 10 mesi, tanti di loro trovano anche una occupazione utile e importante, insomma, sotto tutti i punti di vista, e anche perché alcuni si innamorano dell'isola. Sì, i ragazzi argentini si sono trovati bene da subito, quindi è stato anche naturale per loro confermare di restare. Hanno avuto anche l'opportunità di trovare da lavorare, quindi sono contenti e noi siamo contenti per loro. Bene, allora grazie, io non posso che fare un in bocca al lupo ovviamente per la nuova stagione, la terza consecutiva nel campionato di Serie B nazionale, dove il Cecchi Ciak vuole solo ben figurare? Sì, l'ho detto prima, quindi l'obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla e poi vedremo. Bene, grazie. Allora, grazie a tutti e buon futsal ovviamente a tutti quanti. Buona serata.